L'assessore, nel momento delle foto ricordo, ha deciso di togliere la fascia tricolore e indossare quella venetista durante una manifestazione con delegazioni straniere. Scoppia un altro caso Nizzetto a Treviso. Sabato mattina, sotto la loggia dei Cavalieri, si sono esibiti dei gruppi danzanti per la rassegna folcloristica. Silvia Nizzetto, assessore alla scuola e allo sport, era presente in rappresentanza del comune. All'inizio aveva con sé il tricolore invece del sindaco Mario Conte, poi ad un certo punto, quando iniziavano gli scatti ricordo, ha deciso di indossare la fascia giallo-oro della Repubblica di San Marco. Il gesto ha indignato i consiglieri comunali di opposizione. Partito Democratico, Treviso Civica, Lista Manildo e Gruppo Misto ora chiedono le dimissioni dell'assessore. Io trovo che sia una cosa gravissima che un assessore faccia una cosa di questo genere e penso che sia opportuno, siccome è l'ennesimo caso della Nizzetto, che dia volontariamente le dimissioni. Mi stupisce il silenzio di Mario Conte. Un gesto inopportuno, lei come l'ha definito? Io penso che sia un gesto grave più che inopportuno, perché inopportuno può essere magari una svista o un errore. Questa c'è il dolo, è volontario ciò che lei fa. Se lei ha voglia di propagare le azioni venetiste, allora che si dimetta e faccia la venetista. Peraltro viene lautamente pagata dal comune di Treviso con degli euro, cioè circa, anzi più di 2.000 euro al mese. A questo punto macchietta per macchietta la pagheremo in ducati. L'assessore Silvia Nizzetto cerca di placare gli animi. Per lei non vi è nulla di anomalo, le foto sono state scattate in un momento privato. La fascia tricolore l'ho usata giustamente per tutto il momento istituzionale dell'evento e così è stato con i gruppi folcloristici. Finita la manifestazione ho deciso di indossare quella appunto veneta, perché credo che parlando di folklore ci stia anche quello che è il segnale della nostra cultura, quello che è l'emblema della nostra cultura, che è proprio la bandiera veneta. Credo che mettere una bandiera e usare una bandiera veneta con un gruppo, o anzi in questo caso con tanti gruppi folcloristici, tra cui il nostro di Treviso, fosse solo un onore, visto che possiamo andarne orgogliosi.